Buongiorno, voi siete di Corleone, no? Sì o no? Sì, sì. Come si sta a Corleone? Bene. E la mafia? Che mafia? Io non ne ho visto mafia. E quelli dicono che è il paese della mafia, la capitale della mafia, non è vero? Non ne ho visto, sa. Non ne ho visto io. E lei l'ha visto la mafia? Non la conosco io. Non la conosco. Senta, ma ha sentito mai parlare di Totò Riina, di Luciano Ligio? Ne sentiamo parlare nella televisione. Ma Senta, dicono che questa sia una delle capitali della mafia, ma lei che ne pensa? Ma che mafia? Se uno pensasse alla mafia dovesse andare a altri posti pure. E cioè dove? Dovesse andare... Cioè dove? Purtroppo ci sono tante qui. La mafia dov'è? Ci sono dei poveri svendolati che mai chiappano mafia, tutte mafie e dicono che è mafia. Ma per lei non c'è niente qua. No, grazie a Dio. Scusa, tu sei di Corleone? No. Non sei di Corleone? Nessuno di voi è di Corleone? Sì, io. Come si vive a Corleone? Benissimo. Allora, vediamo. Ci vivo benissimo. Non vivrei in un altro posto al di fuori di Corleone. Ma non vi sta un po' stretta questa definizione di Corleone come un po' della capitale della mafia? No. Non vi sta stretta? Cioè, io non ho mai visto niente, quindi non penso che sia proprio la capitale della mafia. Rina, tutti questi, Ligio, per voi sono personaggi della storia, della fantascienza, di che cosa? No, sono personaggi che sono nati a Corleone, però io non li conosco. Quindi la vita dei giovani di oggi com'è qui? Cosa fate? Bene, tutto normale. Come qualsiasi posto che ci può essere nel resto del mondo. Non c'è nessun altro di Corleone, lei non è di Corleone? Di dov'è? Marineo. È vicina, no? No, io effettivamente mi trovo bene, anche se non sono di qua. Cioè io ho trovato dei ragazzi pieni di vita, non per questo bene. Non credo che qui possa vivere la mafia, perché siamo molto tranquilli, quindi non credo proprio. Anzi, si sbagliano quando dicono questo. Quindi non c'è la mafia? Io non l'ho mai vista e non ho mai visto niente, quindi sto bene. Eppure solo pochi giorni fa è successo un duplice omicidio che lascia pensare molto a una ripresa dell'attività criminale. Beh, questo non lo so, se è una ripresa oppure no, non lo so proprio. Ecco Corleone, ecco una città che vuole scrollarsi di dosso i facili accostamenti con Riina, Ligio e Provenzano, che combatte contro il cliché di comune ad altissima densità mafiosa. Corleone è oggi un paese che vuole cambiare pelle, che vuole cancellare quei decenni di storia criminale che l'hanno fatta conoscere nel mondo come la patria dei boss. Qui c'è tanta gente che ha voglia di riscatto, di voltare pagina, di vivere nella legalità. Gente che invoca anche una maggiore presenza dello Stato, a Corleone così come in altri centri del Palermitano, anche loro stretti nella morsa del terrore e dove spesso è difficile amministrare quei sindaci bersaglio di intimidazioni. Corleone pochi giorni fa è stato il punto di convergenza per molti amministratori minacciati dalle cosche. L'occasione è stata la visita di Massimo D'Alema, il segretario nazionale del PDS, che ha scelto proprio il paese di Riina per lanciare l'allarme mafia in Sicilia e per incoraggiare le istituzioni a non abbassare la guardia. Lo Stato deve fare qualcosa e non soltanto deve fare il suo dovere nell'azione di contrasto, di lotta contro la mafia, ma lo Stato deve aiutare queste amministrazioni a funzionare, a governare, a dare una risposta quotidiana ai problemi della gente, perché questa è la vittoria quotidiana contro la mafia, quando si dimostra che la legalità risolve i problemi. Si è detto che la mafia è sensibile alle mutazioni politiche che avvengono nel paese. Ecco, l'attuale situazione politica, cosa ha determinato per la mafia attualmente? Ma vede, senza far polemiche, io ho l'impressione che da alcuni mesi c'è stato un certo abbassare la guardia. E non mi riferisco alle forze dell'ordine, mi riferisco proprio all'atteggiamento generale dello Stato, delle forze politiche. E la mafia è molto sensibile, capisce subito quando si abbassa la guardia, perché quando si abbassa la guardia colpisce. Allora, la lotta alla mafia non si fa soltanto con il sacrificio dei magistrati o dei poliziotti, ma cosa bisogna fare allora? Bisogna innanzitutto garantire la libertà. Oggi c'è il tentativo di zittire le voci dissenzienti, c'è il tentativo di imporre il silenzio a quanti dicono ciò che pensano e pensano senza i paraocchi.
Oggi l'impegno di lotta alla mafia non è più soltanto l'arresto di un boss criminale violento che costituisce il braccio armato di Cosa Nostra, ma oggi finalmente la lotta alla mafia è anche la lotta a quegli uomini nelle istituzioni, nella politica, nei pezzi dello Stato che da sempre hanno protetto la mafia. Senza la protezione di uomini nelle istituzioni la mafia non sarebbe quel fenomeno terribile che è. E oggi finalmente, grazie anche alla richiesta forte che viene da tanti di noi, oggi finalmente è possibile combattere non solo la mafia a braccio armato, ma anche la mafia che è il sistema di potere politico, che è il sistema istituzionale. Questo sicuramente rende più difficile l'impegno di tutti noi e rende essenziale la difesa della libertà. Quanti in questi giorni hanno cercato di zittire me e altri come me devono sapere che noi continueremo a parlare, perché questo è l'unico modo per sconfiggere la mafia. Non si può combattere la mafia solo da Roma, bisogna scendere qua in Sicilia e conoscere bene questo ambiente e cercare di calarsi nella mentalità del siciliano. E così credo che si può, come si dice, con una lotta più presenza. Più presenza, non solo però nel senso militare ma nel senso amministrativo, che è quello che poi dà le vere soddisfazioni e può combattere realmente la mafia. Bisogna dare un'ottima amministrazione e dare risposte alla gente, in modo particolare nel lavoro, perché credo che si conquista la fiducia della gente se la si libera dalla disoccupazione, se la si libera, gli si dà quella libertà vera che non può essere data che non dall'emancipazione economica. Con le difficoltà maggiori che incontra nel suo centro da amministrare, quali sono? Difficoltà innanzitutto fare camminare la macchina amministrativa, perché purtroppo sui dipendenti gravano molte, in parte anche condizionamenti, ma anche proprio diciamo che c'è l'effetto del sistema con cui è avvenuto il reclutamento di questo personale, poi la qualificazione anche del personale stesso, il fatto che non c'è l'abitudine a assumersi delle responsabilità, e queste sono delle cose pesanti. Ma ancora più pesante è, diciamo, l'impatto con gli organi regionali e in particolare con i Coreco, quello provinciale e quello regionale. Lì praticamente si inceppa tutto o quasi tutto ed è veramente una fatica portare avanti quotidianamente l'amministrazione e dare delle risposte ai nostri cittadini, ma purtroppo certe volte anche per bazzecole. Perché il Coreco applica in maniera pedissequa alcune norme senza tenere conto proprio dell'effetto che poi ha su fatti amministrativi, questo fatto finisce col ritardare enormemente l'effetto dei provvedimenti. Questo secondo me può causare alla lunga una presa di distanza da parte dei cittadini verso la pubblica amministrazione. Secondo me la mafia si sconfigge creando consenso attorno alle amministrazioni, perché la mafia ha saputo creare consenso attorno a sé, dando opportunità di lavoro, opportunità di ricchezza facile. La pubblica amministrazione, se vuole sconfiggere la mafia, deve sconfiggerla anche sul piano del consenso, quindi dando delle risposte concrete ai bisogni della gente. Lei è uno dei tanti sindaci che è stato nel mirino della mafia. Ecco, ma come si lavora in queste condizioni? Questo clima che delegittima. Ci sentiamo da una parte attaccati dalla mafia e dall'altro lato attaccati dalla burocrazia, questa è la realtà. Io ripeto sempre che non ho perso l'entusiasmo, non l'ho perso, spero di non perderlo e credo di poter continuare ad andare avanti per cercare appunto di costruire quel rapporto di fiducia con i cittadini senza il quale non si fa progresso e senza il quale non c'è democrazia. La missione siciliana di Massimo D'Alema dopo Corleone è continuata a Palermo, all'Assemblea regionale siciliana, dove è stata ricordata la figura di Pio La Torre, assassinato dalla mafia 13 anni fa assieme a Rosario Di Salvo. Dunque La Torre l'ho conosciuto come un dirigente politico molto rigoroso, molto serio, molto legato ai fatti, alle vicende, alla vita della gente. E perché è stato ucciso? È stato ucciso perché si batteva per togliere le ricchezze ai mafiosi, si batteva per lo sviluppo della Sicilia legato alla lotta alla mafia, non faceva solo lotta alla mafia, faceva anche lotta per lo sviluppo della Sicilia e questo è intollerabile per la mafia, perché la mafia vive del sottosviluppo della Sicilia. Io volevo parlare un attimo di questa nuova emergenza siciliana, questa emergenza mafia, che passa ancora una volta attraverso la delegittimazione dei pentiti. Lei che pensa? Beh, ci sono corsi e ricorsi nella lotta alla mafia, questa è una fase nella quale dopo i 37 attentati agli amministratori progressisti, dopo il dossier propalato
ingenuamente dall'onorevole Fragalà, che ha causato gravissimi danni questa propalazione per la collaborazione dei collaboratori della giustizia, le tecniche di ricerca dei latitanti che sono state rese pubbliche e così via. Ci sono stati gli omicidi e poi i tentativi di delegittimare i magistrati. Sono cose già viste, quindi non mi preoccupano da questo punto di vista. Dobbiamo reagire con molta fermezza, sapendo che specie in questa fase l'attacco ai collaboratori serve ad impedire che essi depongano sui rapporti tra mafia e politica. Questa nuova escalation criminale, secondo il giudizio di Caselli, presuppone un attacco ben più alto livello della mafia. Ecco, come fronteggiare allora questa emergenza? Io credo che si debba fronteggiare innanzitutto con l'unità di tutte le forze politiche. Io credo che in tutte le forze politiche sono volontà, intelligenze disposte a battersi contro la mafia per lo sviluppo della Sicilia, e quindi c'è bisogno che queste forze si trovino insieme. Poi naturalmente in alcune forze ci sono anche chi sta dall'altra parte, però in tutte le forze ci sono intelligenze e cose di questo genere. L'importante è avere un punto di riferimento e di incontro unitario, perché senza unità nostra la mafia vince, questo è il punto di fondo. Quello che sta succedendo un po' in provincia di Palermo, Corleone eccetera, ecco, lei pensa che sia un ritorno di fiamma della mafia che sta attaccando per delegittimare i pentiti come si sospetta? Io credo che sia una strategia più complessiva e soprattutto è la fine di una scelta, diciamo così, politica, chiamiamola tra virgolette, che da circa 2 anni consigliava, suggeriva a Cosa Nostra il cosiddetto understatement, cioè il ritorno alla clandestinità più elevata possibile e quindi evitare a tutti i costi il ricorso a fatti clamorosi di sangue come gli omicidi. Questa scelta strategica è stata mantenuta ferma per diversi mesi, forse per quasi 1 anno e mezzo. Indubbiamente è stata rotta, questo è il dato di fatto oggettivo, perché cominciamo a contare un certo numero di cadaveri, alcuni dei quali molto significativi. Tra questi io ritengo soprattutto uno che portava, buonanima, il cognome Buscetta, e l'altro che è il nipote di Contorno. Lì indubbiamente si annida una strategia di segnali mandati ai pentiti e quindi la non rinunzia ad una strategia che si prefigge come fine in qualche maniera a tutti i costi quello di delegittimare o comunque di frenare il fenomeno del pentitismo, che si è rivelato disastroso per Cosa Nostra. Non credo che siamo sulle soglie di una nuova guerra di mafia, ma certamente a una nuova ricerca di equilibri, se così li vogliamo chiamare, interni al gruppo dominante sicuramente. Questa mi pare che sia la lettura che danno anche gli inquirenti e mi sembra la più corretta. Nel ricavo, compiacendomi per la recentissima operazione che ha portato a 15 arresti importanti, proprio riferendosi anche ai gruppi di fuoco che operavano nell'attualità, questo è molto importante. Non ricostruiamo fatti passati, cosa che peraltro è rilevante sempre, ma addirittura fatti legati all'attualità. Però una sensazione di allarme è presente, perché quando Cosa Nostra torna a scegliere la strategia del sangue, allora lì è estremamente difficile ipotizzare la qualità delle vittime, quindi non escluderei per esempio un attentato anche nei confronti di un rappresentante delle istituzioni, e la cosa è confermata dal fatto che 2 ufficiali dei carabinieri, pare, stando a quello che sappiamo, erano previsti come future vittime, quindi ci avevo visto giusto, non che me ne compiaccia, anzi non me ne compiaccio affatto. Comunque la situazione è tale da destare serie preoccupazioni e una notevole vigilanza. Ecco, vorrei un suo giudizio sulla vicenda del maresciallo, del suicidio del maresciallo Lombardo. Ecco, un po' questa cosa, come la vede? Guardi, di fronte a una vicenda umana così tragica, è chiaro che tutto diventa più difficile da interpretare, leggere e definire. Collegarla esclusivamente all'attacco rivoltogli nella trasmissione in tempo reale da Leo Luca Orlando mi pare eccessivo, fermo restando che io quelle cose in quell'occasione non l'avrei mai dette, anche se poi ho saputo che Orlando da circa 1 anno si era rivolto per vie istituzionali chiedendo chiarezza sul comportamento del maresciallo Lombardo. Quello che mi pare venga fuori con chiarezza, lo abbiamo saputo ahimè successivamente alla sua tragica decisione, è che Lombardo era uno che lavorava sul serio e che anzi svolgeva un compito particolarmente delicato insieme all'Arma dei Carabinieri. È confermata anche la fiducia che in lui riponeva la Procura della Repubblica di Palermo, perché Giancarlo Caselli in un comunicato ufficiale ha detto che fino a pochissimi giorni prima di quel terribile suicidio era stato a Milano insieme ai magistrati della Procura a lavorare a Lombardo. Quindi io queste ombre sul comportamento di Lombardo francamente non le vedo. Intanto c'era un suo collega che stava indagando. Pare che il dottor De Francisci avesse avanzato delle perplessità al capitano Baudo. Io adesso ovviamente non conosco nel dettaglio la vicenda, però l'atteggiamento della Procura della Repubblica è favorevole
alla linearità del comportamento di Lombardo. Lì probabilmente l'elemento scatenante è legato all'uccisione del confidente e all'evidente valutazione che ha fatto Lombardo di essere, come dire, sovraesposto a rischi non solo personali ma soprattutto che potessero ricadere sulla sua famiglia. Mi pare che sia quello il passaggio più interessante della lettera che ha lasciato Lombardo. Poi c'è tutto l'aspetto, scusi se la interrompo, di Badalamenti. E poi c'è tutto l'aspetto dei Badalamenti, che adesso sappiamo che già da gennaio aveva fatto sapere che non era più intenzionato a venire. Questa scelta di Badalamenti è una specie di déjà vu, perché io ricordo perfettamente che nell'88, credo, comunque sicuramente 6-7 anni fa, era giunto un segnale dagli Stati Uniti che lasciava supporre una disponibilità dei Badalamenti, se non a pentirsi, diciamo, nel senso ampio del termine, ma a una qualche collaborazione. Ricordo che prima che andassimo Falcone ed io a parlare con Badalamenti andò l'alto commissario Sica, nell'ambito dei suoi poteri, forse anche dei suoi doveri, e la notizia comparve sulla stampa, cioè di questo contatto dell'alto commissario Sica con Badalamenti in previsione, e ricordo che Badalamenti a quel punto rifiutò categoricamente non solo di tornare eventualmente in Italia, ma addirittura di dichiararsi disponibile a qualsiasi forma di collaborazione. Allora è probabile, per quanto riguarda Badalamenti, e senza avventurarsi in dietrologie che in quanto tali ci possono sempre portare fuori strada, che essendo divenuta questa vicenda dopo la trasmissione in tempo reale una vicenda che riempiva i mass media, quindi connotata da un tasso di notorietà rilevante, può darsi che questo abbia ulteriormente indotto Badalamenti a tornare sui suoi passi e a evitare di ritornare in Italia per dichiararsi disponibile a confronti o comunque ad aprire la bocca, diciamo. Quindi io grandi dietrologie non mi avventurerei, mi pare che già questo giustifichi una scelta che comunque è nelle cose, Badalamenti non pare che non voglia venire più, quindi è un dato di fatto oggettivo. La situazione è molto difficile, però le risposte dello Stato, come vede, ci sono e consistenti. La strada è lunga, difficile, ma credo che sia questa che si sta percorrendo. Cofferati, si è detto sempre che la mafia affonda i suoi tentacoli laddove è più alta l'esigenza, i bisogni della gente, in questo caso del lavoro. Ecco, per uscire da questa situazione, come bisogna fare allora? Bisogna tentare di fare contemporaneamente due cose: lottare per lo sviluppo, in modo tale che tutte le realtà meridionali abbiano a disposizione risorse, occasioni, soprattutto per le giovani generazioni, come hanno molte aree del nord. In una fase come questa il paese sta crescendo, ma cresce soltanto nei settori che esportano e sono prevalentemente settori collocati nelle aree del nord-est, e contemporaneamente bisogna lottare contro l'illegalità, perché bisogna creare le condizioni di ambiente affinché gli investimenti vengano qui destinati, affinché qui ci siano investimenti importanti per la ricerca, per la costruzione di reti di infrastrutture. E ovviamente la lotta all'illegalità, la lotta contro la mafia è una delle condizioni, vorrei dire, di partenza, di base. Queste due iniziative, quella per lo sviluppo e quella contro la mafia e l'illegalità, devono stare al centro di tutta la battaglia che fanno non soltanto le organizzazioni sindacali, ma tutte le organizzazioni che hanno a cuore il destino e il futuro di questa terra.